Bolsonaro è sotto inchiesta e ora cerca casa a Verona. Secondo la stampa brasiliana, la famiglia dell'ex presidente del Brasile avrebbe incaricato un broker per la ricerca di un immobile appunto in Veneto. L'ex presidente originario di Anguillara Veneta in provincia di Padova sostiene che in base alla nostra legge sarebbe italiano. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 3 febbraio 2023, la prima notizia del giorno riguarda le indiscrezioni che rimbalzano da oltreoceano, senza alcuna conferma ufficiale per il momento, rispetto ai progetti di Jair Messias Bolsonaro, ex presidente del Brasile, ora caduto in disgrazia anche dopo le proteste violente dei suoi sostenitori che hanno occupato i palazzi istituzionali a partire dalla sede del Parlamento nei giorni successivi all'insediamento del nuovo governo del presidente Lula. Insomma, non ci sono conferme, ma invece c'è un'interessante coincidenza temporale rispetto a queste voci. Nelle stesse ore in cui Bolsonaro evidenzia a un giornale italiano le proprie origini di Padova, così dice il virgolettato, infatti la stampa brasiliana nello stesso momento rivela che l'ex presidente del Brasile starebbe cercando casa a Verona, due elementi quindi che riaccendono le congetture sulla possibile concessione della cittadinanza tricolore al politico brasiliano in fuga dai guai giudiziari sulla scia di 2 e forse anche di 4 dei suoi figli che appunto hanno già fatto domanda in ambasciata. 2 di questi, altri 2 hanno già le carte. Insomma, l'ex presidente Bolsonaro sarebbe alla ricerca di un immobile a Verona e questa ipotesi, cioè che Bolsonaro possa riparare in Italia, ha scatenato già nelle scorse settimane le proteste del Partito dei Verdi in Parlamento, ma anche dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, di Rifondazione Comunista e della CGIL ad Anguillara Veneta. Ricordiamo in ogni caso che l'ex presidente del Brasile attualmente è indagato dal Tribunale Superiore Elettorale per abuso di potere economico e dal Tribunale Supremo Federale nell'inchiesta sul fallito tentativo di golpe dell'8 gennaio. Ma ora voltiamo pagina e proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Si parla di liste d'attesa nei quotidiani locali di oggi. Il Gazzettino pubblica le pagelle ai direttori generali delle ULSS votate ieri in Commissione Sanità del Consiglio regionale, e sono proprio le liste d'attesa a penalizzare queste pagelle, i voti ai direttori delle ULSS. Dopo i voti dei sindaci, ieri arrivano i verdetti dei consiglieri regionali, in testa la Marca Trevigiana, ma manca ancora il voto della giunta. C'è la dichiarazione della presidente della quinta commissione Sonia Brescacin: Covid considerato soltanto il secondo semestre 2021, e poi ci sono appunto tutti i numeri con tutti i risultati. Ma andiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, dove appunto si dà atto che la Commissione Sanità in Consiglio regionale promuove sui direttori, anche se è scontro sulle liste d'attesa. Per le pagelle definitive mancano i voti della giunta e però ieri in Consiglio regionale l'opposizione ha chiesto un confronto sullo smaltimento delle prestazioni. Le consigliere di minoranza Francesca Zottis del Partito Democratico e Erika Baldin del Movimento 5 Stelle si sono astenute dal voto. Quest'ultima ha sollecitato un confronto approfondito in Commissione Sanità sui dati delle liste d'attesa nelle ULSS venete. Lo stesso ha fatto il Partito Democratico, che già da tempo ha sollecitato l'assessora alla sanità Manuela Lanzarin, chiedendo un riscontro sui 40 milioni di euro spesi per il recupero delle prestazioni assorbite dal Covid nei mesi più duri della pandemia.
Nel frattempo Baldin interviene anche su un secondo punto, una sua vecchia battaglia: i direttori generali dovrebbero essere valutati anche per il rispetto di quanto previsto dalla legge 194 in materia di interruzione volontaria di gravidanza. Già l'estate scorsa, ricorda l'esponente dei 5 Stelle, avevo proposto di inserire tra i parametri della valutazione anche il criterio dell'effettiva garanzia di questo servizio. Bisogna evitare che il diritto delle donne sia limitato dall'eccessiva presenza di medici obiettori, che in Veneto sono il 66,6%, oltre la media nazionale, senza contare che circa il 15% dei reparti di ginecologia ostetricia veneti non pratica l'IVG, l'interruzione volontaria di gravidanza, costringendo di fatto le donne a spostarsi dal proprio territorio per veder riconosciuto un proprio diritto. La responsabilità di riorganizzare i reparti è in capo alle ULSS e mi sembra assurdo, conclude Baldin, che i direttori generali non vengano valutati per questo. Voltiamo pagina. Naturalmente l'autonomia. Ieri in Consiglio dei Ministri l'approvazione del decreto, del disegno di legge Calderoli. Zaia parla di una giornata di una riforma che gioverà a tutti, ma invece i presidenti di regione del Partito Democratico vanno all'attacco giudicandola irricevibile, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, dice chiaramente che in questo modo è stata svenduta l'unità del paese. Insomma, un Parlamento o comunque forze politiche spaccate a Roma e anche in Veneto sulla proposta di autonomia differenziata messa nero su bianco da Calderoli, dal ministro Calderoli. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Mentre Zaia canta vittoria, naturalmente le tappe sono ancora molte e serve poi alla fine un voto del Parlamento. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima da Venezia: la tassa d'ingresso è stata rinviata di almeno un anno, anche se invece è già attiva quella sui decolli. Il contributo di accesso per regolare i flussi dei turisti doveva iniziare a gennaio. 3 paragrafi in una delibera comunale però sospendono tutto fino a data da destinarsi. Un regolamento, quello proposto dalla giunta Brugnaro per il ticket d'accesso a Venezia, che era stato ampiamente criticato sia dalle opposizioni ma anche da tante realtà cittadine, tanti cittadini veneziani che si erano opposti proprio a questa tassa, la tassa per entrare nella città storica di Venezia. Nulla di fatto, appunto, e non se ne farà niente ancora per un anno, e poi chissà, si vedrà. Ancora un'altra flash dal Gazzettino: Padova avrà il ponte ferroviario più lungo d'Italia. Si tratta del ponte ferroviario a campata unica, appunto più lungo d'Italia, costerà 40 milioni di euro. Ieri è stata posta la prima pietra per la realizzazione di questo nuovo ponte sul fiume Brenta a Vigo d'Arzere. Completerà il raddoppio della linea Padova-Castelfranco-Veneto, previsto da un protocollo siglato a giugno 2021 tra Rete Ferroviaria Italiana e Regione del Veneto. Ancora invece sulle pagine del Corriere del Veneto, notizie sulle intercettazioni di Zaia su Crisanti. La procura farà una relazione al ministero, anche se non c'è mistero sulle carte che sono state acquisite con il permesso del giudice. Secondo Crisanti quella conversazione non era irrilevante perché fa emergere l'azione della regione nella vicenda. Silvia Madiotto sul Corriere del Veneto di oggi. Infine, sempre sul Corriere del Veneto, in un articolo di Angela Petronio, il caso e la bufera sulla deputata di Fratelli d'Italia Morgante, che dice no al gender fluid a Sanremo. Si scaglia contro il rapper Rosa Chemical, il suo brano è uno spot. Scoppia la polemica. Rosa Chemical, 25 anni, sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano Made in Italy, che secondo Maddalena Morgante sarebbe l'ennesimo spot alla sessualità fluida. Queste le parole della deputata di Fratelli d'Italia, eletta appunto nel collegio veronese Veneto 2. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.